Allora, buongiorno a Ignazio Messina, che è il segretario nazionale dell'Italia dei Valori. Buongiorno a voi. La vostra ricetta, diciamo, contro la disoccupazione qual è? Innanzitutto noi abbiamo una posizione precisa rispetto alla questione Germania. Non è una questione di populismo, noi riteniamo che la politica tedesca, come slogan noi abbiamo scelto proprio europei non tedeschi, per dire di non vogliamo essere sudditi della politica della Merkel. Un po' tutti, devo dire, non lavorano su questo noi siamo concetto, stati, dico un po', noi siamo, siamo stati ben copiati, no, sono i nostri manifesti, ci hanno anche censurato per questo, c'è un sindaco di un comune dicendo che offendeva il popolo tedesco, evidentemente l'offesa non è al popolo tedesco ma alla politica della Merkel. Qualcuno citava prima, la Germania non è che ha aggiustato le cose, oggi sta governando bene, la Germania sta approfittando di una posizione di forza in questo momento per ridurre il Stato. Però questa ma se ne guadagna un momento, oggi, no? Ma un momento, allora, noi dobbiamo comprendere, il problema è che o noi facciamo, io ho ascoltato in silenzio le opinioni altrui, non ho problemi a discuterle insieme, però voglio dire, la Germania oggi deve capire se far parte di un'Unione Europea oppure se far parte di un insieme di stati dove lei domina gli altri. In questo momento in Germania la produttività cresce più dei salari e per l'economia questo è un problema se devi lavorare con altri, quindi o li vai ad equiparare oppure è evidente che la Germania ha un surplus di produzione che deve portare all'esterno. Gli altri paesi sono molto più deboli, costretti quindi non riescono a competere. Le nostre aziende, per essere chiari, che tassate in Italia al 46%, quando la media di tassazione in Germania, in Inghilterra è al 21%, considerato anche il costo dell'energia, è chiaro, come fa un'impresa italiana a competere in Europa? È ovvio che la Germania che ti esporta i suoi prodotti perché non fa crescere al suo interno anche i salari. C'è un tema di questo genere che va posto. Noi riteniamo che per iniziare a riprendere il cammino in Italia bisogna creare nuovo lavoro. Abbiamo esaminato il Job Act, è uno sforzo, sicuramente uno spot positivo, però credo che si occupi più di pensare a riorganizzare il lavoro che c'è, o meglio, che non c'è. Qua dobbiamo creare nuovo lavoro e noi abbiamo fatto una proposta al Comitato dei Valori. Per esempio? La proposta, per esempio, è creare intanto una flessibilità in uscita per i lavoratori, per fare in modo che dai 60 ai 70 anni puoi uscire dal mercato del lavoro con degli incentivi o disincentivi e apri la strada all'ingresso di altri lavoratori. Parliamo tra l'altro di contratti a tempo indeterminato. L'obiettivo di un futuro per il Paese non può essere un contratto a tempo determinato. Io ho sentito litigare in Parlamento di un contratto di apprendistato di 36 mesi, se rinnovarlo 5 volte o 8 volte. Ma il tema lo puoi rinnovare anche ogni giorno. Il problema è diverso. Il problema è che è sempre un contratto di 36 mesi. Vogliamo fondare il rilancio della nostra economia sul precariato? Non credo che possa funzionare. E poi l'altra questione. Non è che il lavoro è il lavoro soltanto pubblico, va riorganizzato il pubblico e fa bene chi pensa a riorganizzare come Renzi. Il tema è diverso, dobbiamo rendere competitive le nostre imprese, perché se non rendi competitive le nostre imprese chi assume? E l'unico modo per rendere competitive le imprese è ridurre la tassazione. Mi rispondi una battuta, quando Berlusconi dice zero tasse, zero contributi per le imprese che assumano, no, le tasse vanno ridotte, non certamente eliminate, vanno ridotte. Il tema vero è far pagare a tutti le tasse, che lo venga a dire Berlusconi che devono pagare le tasse, lui ci pensa direttamente perché si è beccato anche una condanna a 4 anni per frode fiscale, francamente fa molto sorridere. E su questa sua battuta